Se avete bisogno di fare delle pulizie molto profonde, sia a casa vostra, ma dovete pulire dei mezzi, dei trattori, i mezzi della protezione civile, i mezzi comunali, diciamo fare delle pulizie corpose, tenete in considerazione questa idropulitrice della Stihl, la RE 170 Plus. Perché? Innanzitutto una cosa che a me piace molto è che con una macchina che funziona a freddo, cioè una tecnologia fatta per funzionare a freddo, l'hanno equipaggiata con una serie di particolari costruttivi che sopporta la temperatura dell'acqua in entrata fino a 60 gradi. Quindi cosa significa? Che collegando questa idropulitrice alla vostra caldaia e puntate la temperatura fino a 60 gradi, voi potete lavorare con questa idropulitrice e lavare anche a caldo, e questo non è da poco. Comunque, quali sono le caratteristiche principali di questa idropulitrice? Ha il manico richiudibile, quindi è anche possibile riporla in magazzino in poco spazio. Ha un avvolgitubo che è estremamente comodo e anche si può ripiegare nel momento in cui non serve più. Abbiamo 12 metri di tubo telato e armato e 5 metri di cavo di alimentazione, e abbiamo sempre 2 ugelli a disposizione, quindi uno rotante per, diciamo, lo sporco un po' più tenace e un ugello a ventaglio. Questa macchina qui è anche provvista del serbatoio, dal quale in automatico, se decido, va a prelevare il detergente che io decido di mettere, e oltre a poter regolare la pressione sul fianco della macchina, quindi posso operare a qualsiasi sia la pressione che desidero, ho anche la possibilità di andare a distribuire la quantità di detergente che desidero. Ha dei comodi alloggiamenti per quanto riguarda gli ugelli, per riporre quello che diciamo in quel momento lì non serve per l'utilizzo della macchina. Questa idropulitrice pesa 31 kg. La macchina ha la testata in ottone e i pistoni sono ricoperti in ceramica, quindi vuol dire una macchina che avrà, diciamo, oltre che prestazioni grandi, ma un'usura molto 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 lenta. Come lavora questa macchina? A che pressioni? Le pressioni sono molto alte. La pompa produce 180 bar e riesce a lavorare a 150 bar, quindi una pressione notevole. E siamo su una portata d'acqua che è vicina ai 650 litri ora, quindi oltre ad avere pressione abbiamo anche portata d'acqua, e questo, diciamo, gemellaggio fa sì che la pulizia venga fatta in maniera molto corposa, fatta molto bene. Assorbe 3,3 kW di potenza, ha un prezzo molto contenuto se andiamo a paragonare alle macchine di pari prestazioni e con le stesse caratteristiche che ci sono nel mercato. Chiaramente bisogna sempre tenere presente che con i prodotti Stihl abbiamo per molti anni la sicurezza di avere i ricambi e soprattutto la sicurezza di avere un prodotto fatto diciamo da costruttori e non da assemblatori. Tenete sempre in considerazione che con il tempo su queste idropulitrici potete sempre applicare numerosi accessori, quindi significa che se avete bisogno di fare la pulizia nel vostro pavimento senza schizzare sul muro da altre parti, abbiamo la spazzola apposta. Se succede che un tubo si intasa e avete bisogno di pulire il vostro tubo, non fate altro che acquistare la sonda spurgatubi, che è applicabile a tutte le nostre idropulitrici. Oppure avete bisogno di fare una pulizia dell'automobile, la pulizia all'interno dei parafanghi, abbiamo un kit apposta per la pulizia dei veicoli. Oppure avete bisogno di lavare particolarmente superfici o dei muri alti, abbiamo l'estensione della lancia, mezzo metro di lancia in più. E quindi in definitiva, se questo prodotto vi può interessare, venite a trovarmi nel mio negozio o altrimenti la ordinate e ve la spediremo. Quindi cliccate nel link in descrizione e a questo punto buona pulizia. Ciao a tutti!